Si scrive dato congiunturale, si legge ripresa. Il Veneto di ottobre, che guarda il post-pandemia, ha una costante, il segno più, e una media superiore a quella nazionale. Lo dice il bollettino socio-economico regionale. Primo step, il PIL regionale. Dopo la contrazione del 2020, meno 9%, è in netta salita, tanto che le previsioni per il 2021 sono state riviste al rialzo, ipotizzando un più 5,9%, maggiore del 5,3% nazionale. Di pari passo ripartono i consumi delle famiglie, che saliranno per il 2021 del 4,2% contro una media nazionale del 3,6%. Si prospettano in crescita anche gli investimenti, crollati del 9,8% lo scorso anno. Per il 2021 la stima è di un più 16%, a fronte di un dato nazionale di 15,5%. Da segnalare il balzo in avanti dell'export nel primo semestre, con un più 24,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, performance questa volta in linea con quella nazionale. Trainano l'export veneto le produzioni di metallo, i macchinari e il comparto moda. Vola anche il mercato del vino, che dopo un primo trimestre di incertezza con un dato di export negativo, nel primo semestre ha un'importante ripresa, più 12% rispetto al 2020. Il motore della ripresa è stato, manco a dirlo, il turismo estivo, più 38,4% di arrivi e più 57,5% di presenze nei primi 7 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Spiagge e terme su tutti, ma anche la Spina del Fianco, le città d'arte, stanno vivendo una ripresa pur se inferiore al periodo pre-pandemia. Cruciale in questo senso il tema lavoro. Nei primi 8 mesi del 2021 un aumento di assunzioni, specie nei settori industrie e servizi. Nel comparto turistico, nel periodo maggio-agosto, sono state reclutate 65.500 unità contro le 57.900 del 2019. Infine, nel secondo trimestre, in Veneto cresce l'ottimismo. Nei primi 8 mesi ci sono state 343.000 assunzioni, più 16% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma meno 15% rispetto al dato 2019. Ma il gap con il periodo pre-pandemico anche qui si sta riducendo.